Milan è in Gran Milano anche per il Sole 24 Ore, che per il secondo anno consecutivo incorona il capoluogo lombardo città regina per la qualità della vita 2019. Ma anche la Sardegna, con Cagliari, riporta un ottimo piazzamento e altre realtà regionali riportano alcuni risultati incoraggianti. La tradizionale indagine del quotidiano economico milanese, redatta quest'anno in forma extra large per celebrare i 30 anni dalla prima edizione, ha più che raddoppiato il numero degli indicatori, da 42 a 90, divisi in 6 macro aree tematiche che indagano altrettante componenti dello star bene. Prima delle province sarde, il capoluogo di regione, Cagliari, alta in classifica al 20° posto. Gli ottimi posizionamenti nei settori cultura e tempo libero e ambiente e servizi, che la vedono entrambi al 9° posto, alzano la media di altri parametri che comunque non la vedono mai al di sotto della metà classifica. Nuoro fa 18 balzi in avanti rispetto al 2017 e al 2018 e va in 57° posizione, un gradino sopra Sassari. A sollevare in maniera decisa un posizionamento medio altrimenti poco incoraggiante, la provincia è al 91° posto in termini di cultura e tempo libero e all'88° in demografia e società, vi sono i risultati in tema di giustizia e sicurezza, che la vedono 22° in Italia, e soprattutto l'ambiente e i servizi, che la incoronano al 4° posto in classifica. Un posizionamento legato agli ottimi risultati raggiunti con la raccolta differenziata, con la capacità di depurazione dell'acqua e con la qualità dell'aria, e che incoraggiano la provincia a continuare sul percorso già tracciato. Un po' più in basso troviamo la provincia di Oristano, 65°, mentre Sud Sardegna è 77°, ma primo per rata media mensile rimborsata per finanziamenti in essere. Tornando a Nuoro, sono dunque ancora ampi, secondo la ricerca del Sole 24 Ore, i margini di miglioramento su moltissimi fronti, ma si vedono progressi tangibili rispetto agli anni scorsi e alcune eccellenze a livello nazionale. Quindi la battaglia è ancora tutta da combattere.